Dal 24 maggio 2025 è in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni che modifica modalità, durata e tempistiche dei corsi di formazione sulla sicurezza dei lavoratori. Il messaggio è chiaro: la formazione dei neoassunti deve essere completata prima dell'inizio delle mansioni. Non solo, l'accordo definisce modalità, durate e criteri dei corsi per garantire percorsi efficaci e di qualità. Coinvolge tutte le figure previste dalla legge, dai lavoratori ai preposti, dai dirigenti agli RSPP e ASPP, fino all'introduzione per la prima volta dell'obbligo formativo anche per i datori di lavoro. A questi si aggiungono coordinatori per la sicurezza, addetti all'uso di attrezzature e, finalmente, anche gli operatori in spazi confinati. Il seminario e-learning di Vega Formazione, tenuto insieme all'avvocato Rolando Dubini del Foro di Milano, guida, passo dopo passo, tra tutte le novità, obblighi, scadenze e modalità operative. Un appuntamento formativo pensato per datori di lavoro, RSPP, consulenti e formatori che vogliono adeguarsi subito al nuovo scenario normativo. Il seminario è disponibile gratuitamente sul sito vegaformazione.it/seminari.